Il protocollo del Tribunale di Venezia viola i diritti della persona. Il garante per la privacy interviene sul certificato medico che i richiedenti asilo dovrebbero presentare in aula, un caso che aveva fatto discutere. Inchiesta Veneto Banca, le dichiarazioni di un ex funzionario potrebbero segnare una svolta nell'intera vicenda. Tutti sapevano, dice, c'erano mail e direttive per vendere titoli. Si è conclusa con il voto favorevole la discussione sul nuovo ospedale di Padova, tensioni e voti a sorpresa nel Consiglio Comunale che ha dato incarico al sindaco di definire con il governatore Zaia il progetto definitivo. Minacciati con la pistola, maestre da una banda, caricati in auto, rapinati di soldi e cellulari e lasciati a Fossò. La denuncia di 2 ventenni stranieri, indagine dei carabinieri. 62enne pestato mentre porta a passeggio il cane a Marghera, ad aggredirlo un pregiudicato ubriaco, la sua colpa non avere una sigaretta. Volevamo sorprendere i nostri amici su Facebook, la giustificazione dei 4 giovanissimi denunciati per i selfie sul cornicione di un palazzo, la psicologa, demonizzare i selfie non serve. Le straordinarie immagini girate tra i boschi di Trento da un motociclista che si è trovato all'improvviso a tu per tu con un grosso orso bruno. L'impressionante bilancio finale della mostra evento di Van Gogh a Vicenza che ha appena chiuso i battenti, 446.000 visitatori. Buonasera edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3, ben ritrovati in primo piano dunque, lo avete sentito anche dai titoli, il protocollo siglato dal Tribunale di Venezia viola i diritti alla persona. Il garante si è dunque espresso sulla questione che aveva suscitato tante polemiche relativa al certificato medico che i richiedenti asilo avrebbero dovuto presentare in tribunale, mentre il prefetto annuncia novità per quanto riguarda l'ex base di Conetta. Tutto questo nel nostro servizio d'apertura. Cona ha avuto come massima presenza quasi 1500 richiedenti asilo, adesso siamo arrivati a meno della metà, siamo circa 580 mi pare, continuamente in silenzio stiamo alleggerendo la struttura in modo tale da rendere le condizioni sempre più vivibili. È chiaro che il miglior risultato si ottiene con un'integrazione, quindi con numeri piccoli sparsi in tutto il territorio. Il prefetto di Venezia torna ad affrontare la questione migranti, evidenziando come su Cona si stia alleggerendo la struttura mano a mano, mentre nel frattempo il garante nazionale dei diritti si è espresso sul protocollo siglato lo scorso marzo tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Venezia, che aveva scatenato molte polemiche. L'accordo prevede infatti l'obbligatorietà del certificato medico per le udienze di chi si oppone al rifiuto della richiesta di protezione internazionale, ma il garante parla di possibile grave discriminazione. Colpiscono negativamente l'impostazione culturale, scrive il garante, e la lesione della tutela dei dati sensibili garantita dalla legge, del diritto alla riservatezza, del rispetto della dignità della persona. Infine si sottolinea la norma di fatto genera un'ingiustificabile disparità di trattamento dei migranti che compaiono di fronte alla sezione specializzata del Tribunale rispetto a tutti gli altri utenti della giustizia, con il rischio di connotati discriminatori. Ieri intanto nel corso della nostra trasmissione Ring i residenti di Cona in collegamento in diretta hanno espresso le loro preoccupazioni per una situazione che nonostante l'alleggerimento della struttura resta problematica. In studio anche il gestore della cooperativa sociale di Padova, Roberto Tuninetti, che spiega i posti per la microaccoglienza sul territorio oggi liberi potrebbero consentire la chiusura immediata di grandi centri come quello di Bagnoli. Non possiamo solo parlare, bisogna cominciare anche ad agire. Non si può solo parlare, i nostri cittadini non ce la fanno più, vi è stato detto un attimo fa, quindi dobbiamo risolvere i problemi, non solo parlare, riempirsi la bocca e basta. Se non ci fossero i soldi, molti clandestini se ne sarebbero già andati. Non so Cona che ha dei numeri un po' più grossi, ma sicuramente Bagnoli si potrebbe chiudere, credo, e se non si chiude manca poco. Perché in questo momento io ritengo, ma credo che valga anche su altri territori questo ragionamento, io credo che le prefetture abbiano fatto talmente tanta fatica
ad aprire questi centri che fungono un po' da hub, che abbiano paura di chiuderlo, perché se domani dovesse arrivare una nuova ondata non saprebbero più dove metterli. Ma è chiaro che se ogni sindaco avesse accettato un centinaio, meno, una cinquantina di profughi nel proprio comune, che sono assolutamente sostenibili, ecco, sono assolutamente sostenibili, è chiaro che non ci sarebbero stati grandi concentramenti per i quali adesso i sindaci si stanno lamentando. 10, 20, 30 persone, Marcato, non sarebbero stati sostenibili da ogni comune? No, spiego perché. Allora, uno, intanto voi ragionate sempre se questi numeri fossero consolidati, cioè 10 profughi o presunti tali a comune risolvevano il problema, ma domani mattina ne arrivano altri 10 e quindi cosa mi chiedi? Altri 10 e dopodomani altri 10 e dopodomani altri 10, quindi il vostro ragionamento fila se i numeri fossero congelati, ma così non è. Perché dopo che si sono calmate le acque non vengono mandati a casa? Ma dobbiamo pensare come dobbiamo mantenerli, come possiamo metterli in qualche posto. Ma vi rendete conto che qui ci sono persone che muoiono di fame perché hanno perso il lavoro e per colpa della Fornero devono andare a 65-67 anni? E adesso la politica, con le opposizioni in regione che annunciano battaglia contro la nuova legge elettorale veneta. No alle maggioranze bulgare, dicono, sentiamo. Nel caso Veneto, la Lega, se passasse questa legge regionale, non avrebbe più bisogno di costruire una coalizione con Forza Italia e Fratelli d'Italia, che diventerebbero assolutamente ininfluenti per garantire una maggioranza. Lo scenario che si profilerebbe se passasse così com'è la nuova legge elettorale veneta è ipotizzato dall'opposizione in seno alla regione, il cui significato è così spiegato. Quindi di fatto si andrebbe verso un monocolore dal punto di vista politico. Zaia e la Lega non avrebbero bisogno più di stringere alleanze con chi che sia all'interno del centrodestra. Scenario veneto che aprirebbe la strada a nuovi orizzonti politici nel contesto nazionale. Giovedì prossimo, 12 aprile, la presentazione in Commissione Veneta della revisione della citata legge, con i consiglieri di opposizione che annunciano battaglia. Noi proporremo in questa modifica che Zaia coraggiosamente potrà portare la nostra proposta, ovvero quella di avere il ballottaggio, trasferire in regione quella che è la legge per l'elezione dei sindaci nei comuni sopra i 15.000 abitanti. Quella sì sarà una vera legge democratica che permetterà di governare chi veramente se lo merita. Tra cifre e numeri che parlano di premi di maggioranza e differenze tra percentuali variabili dell'oggi e del domani, il monito dei consiglieri veneti di minoranza sarà un'estate di fuoco, dicono. Questa legge Zaiatellum, chiamiamolo così, lascia la sensazione di voler cancellare il ruolo delle opposizioni. E si è concluso con il voto favorevole la discussione sul nuovo ospedale di Padova e non sono mancate le sorprese. Il Consiglio Comunale ha dato incarico al sindaco di definire con il governatore Zaia il progetto definitivo. Votanti 31, favorevoli 19, contrari 12, astenuti nessuno, non votanti 1. La proposta di delibera è approvata. Finalmente la discussione, era ora, il nuovo ospedale è approvato nell'aula del Consiglio Comunale, ma quanto si è dovuto aspettare? Dopo mesi di attesa, un ritardo incomprensibile agli occhi dei cittadini, è finita così la discussione sul progetto del nuovo ospedale, con l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, ma con numeri molto più equilibrati del previsto. Il Consiglio ha dato quindi l'incarico al sindaco Giordani di discutere con la Regione per arrivare al progetto definitivo. La maggioranza in campagna elettorale aveva puntato sempre sulla ristrutturazione del vecchio ospedale. Il cambio di orientamento al momento del voto da parte di alcuni consiglieri, specie i sostenitori del vice sindaco Lorenzoni, è stato accettato a denti stretti. La fronda interna di coalizione ha ottenuto poi di inserire la richiesta alla Regione di partire con i lavori di ristrutturazione del vecchio polo prima di mettere in moto le ruspe a Padova Est. Una discussione a tratti molto accesa, con pesanti scambi di accuse e che è finita con una sorpresa.
Il centrodestra aveva più volte promesso il sostegno, ritenendolo un progetto uguale a quello presentato dall'ex sindaco Bitonci. Invece Libero Arbitrio, Forza Italia, Lega Nord e Lista Bitonci decidono di votare contro. La motivazione è un semplice atto di indirizzo politico, non ha valore giuridico e non è un accordo di programma. Chissà se il governatore Zaia, che ha ripetuto per mesi di voler fare in fretta, è d'accordo con la scelta di voto dell'opposizione. E chissà cosa pensano del ritardo e di questa scelta di voto dell'opposizione le categorie economiche, il mondo accademico, quei cittadini a quali abbiamo dato voce in tutti questi mesi e che dicevano di fare in fretta. Voto contrario anche dal Movimento 5 Stelle, mentre la maggioranza, nonostante gli scricchiolii interni dei giorni scorsi, ha dunque tenuto. Con la decisione del Consiglio Comunale di Padova si dà inizio ad un iter cominciato con la firma dell'accordo del 21 dicembre 2017 che però non si può considerare concluso. Lo sarà soltanto quando si approverà e firmerà l'accordo di programma. Lo ha dichiarato il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, che poi ha aggiunto: questo percorso si è avviato a dicembre, ora però vanno attivate le fasi successive per avere certezza di poterlo chiudere nel migliore dei modi e procedere nella concretezza, cominciando dal passaggio veloce delle aree dal Comune alla Regione. Regione che, ha detto Zaia, è pronta dal punto di vista tecnico e finanziario a dare vita al progetto. Ci inquieta soltanto la clessidra, ha concluso Zaia, che inevitabilmente si sta svuotando. Ed ora l'inchiesta sul crack Veneto Banca, perché le dichiarazioni di un ex funzionario potrebbero segnare una svolta in tutta la vicenda. Da un lato gli ex dipendenti di Veneto Banca ascoltati in queste settimane dal pool della Guardia di Finanza, dall'altra un ex funzionario dell'Istituto di Credito Montebellunese che smentirebbe quanto detto finora dai suoi stessi colleghi. Ma facciamo un po' d'ordine. I dipendenti hanno raccontato alle Fiamme Gialle di essere stati all'oscuro di tutto, di non aver mai saputo cosa ci fosse davvero dietro alle operazioni che hanno poi portato all'epilogo che tutti conosciamo. Ma quanto dichiarato dall'ex funzionario cambierebbe le carte in tavola. L'uomo avrebbe infatti ammesso che tutti i suoi colleghi sarebbero stati al corrente perché, ha spiegato il dirigente, sarebbe arrivata una direttiva che avrebbe assegnato l'incarico di raccogliere più soci azionisti possibili perché la banca aveva problemi di crediti deteriorati da coprire e quindi aveva la necessità di recuperare denaro. Una prassi che si sarebbe ripetuta successivamente quando alcuni clienti della banca, visto il crollo del valore dei titoli, aveva chiesto di vendere. Anche in questo caso, avrebbe detto l'ex funzionario, sarebbero arrivate nuove direttive per convincere le persone a non vendere garantendo la sicurezza dell'investimento. Dichiarazioni dall'una e dall'altra parte che dovranno adesso essere confermate dai magistrati, ma sono soprattutto quelle dell'ex dirigente ad essere sotto la lente di ingrandimento perché, se confermate, dicono gli stessi inquirenti, potrebbero segnare una svolta nell'indagine passata le scorse settimane da Roma a Treviso. 166esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato. La cerimonia al Teatro Toniolo di Mestre è stata l'occasione per tracciare il bilancio dell'ultimo anno di attività. In aumento violenze sessuali, lesioni e furti, giù le rapine. Rispetto allo scorso anno si è registrato un boom di espulsioni. Sono i dati sull'attività di contrasto ai reati della Polizia di Stato di Venezia, diffusi in occasione del 166esimo anniversario della fondazione, con la cerimonia al Teatro Toniolo di Mestre. Abbiamo allontanato quasi 500 persone dal territorio provinciale e con espulsioni e accompagnamenti al CIE. Abbiamo fatto moltissimi arresti, abbiamo raddoppiato gli equipaggi delle volanti. Ora ci sono 2 pattuglie lagunari e abbiamo raddoppiato le macchine a terra su Mestre e Marghera. Tra i successi sul fronte dell'antiterrorismo, l'arresto a Venezia dei 4 kosovari accusati di pianificare un attentato a Rialto. Questa è stata un'azione importante che ha fatto capire l'importanza dell'investigazione che va strisciante, che sia strisciante, nascosta e che si manifesti poi nella conclusione indolore, portando davanti ai magistrati personaggi pericolosissimi. Nell'ultimo anno si sono verificati 271 casi di lesioni dolose e 23 violenze sessuali. I furti sono aumentati del 18%, mentre le rapine in lieve calo. Lievitato invece il numero di arresti e denunce.
4 gli omicidi che hanno visto la questura impegnata nelle indagini, mentre sono dimezzati i tentati omicidi. In diminuzione anche i furti in abitazione e quelli su auto. Nel corso della cerimonia sono stati premiati gli uomini e le donne della polizia che si sono distinti in particolari operazioni. Fondamentale, ha sottolineato il questore, l'impegno dei cittadini e le risposte che gli dobbiamo. Abbiamo avuto il sostegno della città, io sin dai primi giorni ho incontrato i comitati di Mestre, mi hanno dato supporto e siamo riusciti in pochi mesi a fare operazioni importanti. E poi un ringraziamento alla città e all'accoglienza ricevuta. 55 anni fa il presidente americano John Fitzgerald Kennedy, rivolgendosi ai berlinesi, dichiarava in tedesco: Ich bin ein Berliner, io sono berlinese. Ebbene, ispirandomi a quella celeberrima frase, consentitemi di dire: mi so de Venezia, de Mestre, de voi altri. Viva la polizia, viva l'Italia. Grazie. Restiamo a Mestre con la cronaca e con la nottata d'arancia meccanica vissuta da 2 ventenni rapinati e sequestrati sotto la minaccia di un'arma. Sequestrati e rapinati sotto la minaccia di un'arma, forse anche per un regolamento dei conti. Indagine a tutto campo dei carabinieri in merito a una presunta aggressione a scopo di rapina denunciata da una coppia di ragazzi ventenni rapinati a Mestre e sequestrati in auto fino a Fossò, nelle cui campagne sono stati soccorsi ieri notte dopo aver chiesto l'aiuto delle forze dell'ordine. Dal racconto dei 2 ragazzi, che sarebbero rispettivamente di nazionalità africana e dell'Est Europa, la presunta aggressione con il sequestro ad opera di 3 sconosciuti. Li avrebbero minacciati con una pistola in centro a Mestre per poi costringerli a salire a bordo di un'auto. A quel punto le vittime sarebbero state malmenate e derubate del denaro che avevano con sé, oltre che dei telefoni cellulari. Picchiato per non aver dato una sigaretta. È accaduto a Marghera. L'assessore D'Este dice difficile fermare questi episodi, ma stiamo lavorando sul territorio a 360 gradi. Gli ha chiesto una sigaretta, ma al suo rifiuto l'ha preso a calci e pugni, procurandogli una frattura del setto nasale e un trauma cervicale. Vittima dell'aggressione un 62enne di Marghera che stava passeggiando in piazza Municipio col suo cagnolino e si è fermato al bar per un caffè dopo pranzo, quando un uomo di origine magrebina in evidente stato di alterazione si è avvicinato chiedendogli appunto la sigaretta. Dopo averlo fatto cadere a terra ha continuato a picchiarlo finché alcuni residenti hanno lanciato l'allarme alle forze dell'ordine. Sul posto sono giunte 2 pattuglie della polizia locale che hanno fermato l'aggressore tra non poche difficoltà prima di ammanettarlo. Nel frattempo è stato allertato il 118 e il 62enne trasportato all'ospedale e dimesso in serata con una prognosi di 20 giorni. Sull'accaduto è intervenuto anche l'assessore alla sicurezza. Io vorrei innanzitutto scusarmi con il cittadino che è stato vittima di questa aggressione per futili motivi, però purtroppo ci troviamo spesso per strada a aver a che fare con questioni che ci riescono difficili anche solamente a pensarle, perché non appartengono alla nostra cultura, per cui l'arroganza, la prepotenza di alcuni, poi io spero che rimangano davvero casi isolati, quindi non si abbiano da ripetere, e per questo noi siamo molto concentrati su quella che è l'attività di vigilanza sul nostro territorio e naturalmente lo facciamo a più non posso. Ci fermiamo adesso per qualche minuto di pubblicità, restate con noi, a tra poco. Di nuovo in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali, torniamo a parlare dei 4 minorenni denunciati per essersi scattati un selfie sul tetto di un grattacielo a Padova. È stata una bravata, hanno giustificato così il loro gesto estremo, i selfie scattati in cima al grattacielo in costruzione in zona industriale, i 4 ragazzi tra i 16 e i 17 anni fermati dalla polizia si sono introdotti nel cantiere, saliti a 60 metri e fotografati in condizioni di estremo pericolo, ad attenderli i poliziotti allertati dalla vigilanza privata. La ricerca di qualche cosa di originale per catturare l'attenzione, cioè oggi il problema dei social, che cos'è? Avere l'attenzione, avere la restituzione di un mi piace, appartenere a un gruppo che ti dà il consenso. I 4 sono stati denunciati dalla questura per invasione di edifici e procurato allarme, uno di loro aveva anche una patente contraffatta.
I social presentano queste caratteristiche perché riducono lo spazio tra un te stesso inesistente che ti divora e nello stesso tempo la possibilità che tutti ti guardano e che si compiacciano e che plaudano alla bravura e al coraggio. Ora, dopo la denuncia, con l'aiuto dei genitori, si spera che i ragazzi capiscano di aver esagerato e soprattutto comprendano il rischio che hanno corso, ma i selfie non vanno demonizzati. I genitori, gli insegnanti, insomma, che trattino l'argomento, che va bene il selfie, va bene avere il mi piace, però senza mettere a rischio la propria vita, e soprattutto questo bisogno di essere riconosciuti nasconde forse talvolta altri problemi. Cambiamo argomento e guardiamo insieme le straordinarie immagini girate da un motociclista tra i boschi di Trento, un motociclista che si è trovato all'improvviso a tu per tu con un grosso esemplare di orso bruno. Val Rendena, in provincia di Trento, Mirko Righi in sella alla sua moto si è addentrato in una stradina tra i boschi di Strembo quando all'improvviso davanti a lui compare uno splendido esemplare di orso bruno. Mirko spegne il motore e in assoluto silenzio inizia a riprendere l'animale che, tenendo sempre sott'occhio la telecamera, non sembra particolarmente disturbato da quell'inatteso ospite. Non gliene frega niente di me. L'orso sembra essere del tutto rilassato e ad un certo punto addirittura si stende, però poi all'improvviso l'animale sembra farsi più minaccioso anche per la sua imponente mole, si alza e punta lo sguardo verso il motociclista. Me ne vado, vado io, tranquillo, stai lì, stai lì. Lentamente Mirko Righi sposta la moto, sempre spenta, per non impaurire l'orso. Adesso me ne vado, però non mi devi caricare, ok? Ok. Rimani così, mi giro, me ne vado. L'animale sembra capire le parole del motociclista e si stende guardando l'uomo allontanarsi. Mirko Righi mantiene il sangue freddo, riuscendo così ad immortalare un incontro tanto unico quanto inaspettato che non potrà dimenticare. Alla fine un ultimo sguardo dallo specchietto retrovisore. Numeri da record per la mostra su Van Gogh. Oggi il curatore Marco Goldin ha svelato in retroscena di questa kermesse andata in scena a Vicenza, che è stata tra le maggiori 10 al mondo. Van Gogh, l'uomo, il genio incompreso, la follia dell'arte quando diventa visione. La sua mano imprevedibile accendeva la vita sulle tele, una magia intatta. Ancora oggi, nella mostra dei record, i colori prendono forma per tramutarsi in paesaggi, l'attimo diventa eterno. Il più grande evento mai organizzato in Italia su questo pescatore nelle realtà, come si definiva, è un successo internazionale. In 183 giorni nella Basilica Palladiana di Vicenza sono arrivati 446.218 visitatori, 2.438 al giorno, numeri che proiettano la mostra nella top 10 mondiale. Sì, è un numero proprio mondiale, assolutamente. Marco Goldin, il curatore di questa mostra, è consapevole di aver compiuto un prodigio. La piccola Vicenza, con la sua grande basilica, che compete con gli eventi d'arte organizzati nei musei internazionali delle capitali di tutto il mondo. Ma più ancora di questi numeri, Marco Goldin è soddisfatto per essere riuscito a cogliere l'anima di Vincent van Gogh, soffermandosi in particolare sulle linee dei suoi disegni. Il disegno viene al primissimo posto. Lui, come ho detto tante volte, per 2 anni, fra il 1880 e la fine del 1881, disegna e basta. E poi comunque il disegno resta una costante, resta una traccia nel suo percorso, per cui non si poteva non raccontare l'anima di Van Gogh se non si fosse partiti dal disegno. Ma quella che si è chiusa non è solo una mostra, è stata molto di più. Un evento che ha risucchiato la città, proiettandola nella storia di Van Gogh, tra serate nei teatri, lezioni, recital e musica.
questo connubio fra immagine, parola e musica per me è non solo bellissimo, ma ho capito perfettamente ormai da tanti anni che è quello che la gente ama, perché non tutti magari siamo esperti di pittura, non tutti di letteratura, non tutti di filosofia, non tutti di musica, ma ognuno di noi entra nell'anima delle cose, nell'anima delle persone attraverso una strada, ognuno sceglie la sua e poi ci incontriamo tutti lì davanti, in questo caso davanti all'anima di Van Gogh. È tutto per questa edizione, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per l'attenzione, buona serata. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Ben ritrovati a un nuovo aggiornamento meteo. Prosegue il maltempo sul Triveneto. Vediamo il dettaglio di mercoledì 11 aprile. Sul Veneto condizioni di tempo ancora molto instabile. La perturbazione giunta nei giorni scorsi porterà a piogge diffuse, anche moderate, un po' su tutti i settori della nostra regione. Le temperature minime saranno comprese tra 9 e 12 gradi. I valori massimi invece saranno compresi tra 12 e 16 gradi circa. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Qualche pioggia a carattere sparso sul Pordenonese, bel tempo asciutto e stabile invece sul resto della regione, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Le temperature minime saranno comprese tra 10 e 12 gradi, i valori massimi invece oscilleranno tra i 16 e i 20 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Piogge diffuse un po' su tutta la nostra regione, con fenomeni che localmente potranno risultare anche moderati e con rischio di locali nubifragi in serata e in nottata. Le temperature minime si attesteranno intorno agli 8 gradi, i valori massimi invece raggiungeranno i 14 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.